Campo di Benegono. Una grossa emozione è riservata al pubblico. Parte il pilota Luini. Al primo giro, lancio di un paracadutista da quota 300. Un brivido. Prima di aprirsi, il paracadute si è impigliato sui piani di coda. È scivolato sul ruotino. Pauroso rimorchio nella scia del volo. Mario Fargion è al suo primo lancio. Impiccato al cielo, sa che usando il pettorale può spezzare i piani di coda, compromettere l'aereo. Il pilota dal canto suo manovra per non spezzare le funi del paracadute. Tremenda gara di generosità. Già l'autoambulanza è accorsa. A quota 75 l'istruttore ha ordinato all'allievo di tirare la manetta del pettorale. La tela era già strappata. Bianco, Salvatore, il paracadute di sicurezza. Il dramma è durato 5 minuti. Un groviglio di seta poteva diventare un sudario. Il pilota racconta l'avventura.